come Cavallino Rampante, Getti Tonanti, Tigri Bianche, Diavoli Rossi e Lancieri Neri. Poi nel 1961, come detto, nascevano le frecce tricolori che proprio in questo momento stanno arrivando sul litorale di Jesolo. Oggi giornata di prove, condurranno un primo giro di perlustrazione per controllare i riferimenti visivi sull'acqua. Non abbiamo infatti un aeroporto in questo momento sotto i nostri velivoli, diventa quindi fondamentale per i nostri piloti aver chiaro tutti in piedi e cantiamo con un'unica voce sulle note del nostro inno nazionale. Che va su in configurazione a triangolone per il looping d'ingresso verso i 4.000 piedi. Questo è il tetto del nostro volume acrobatico di esibizione, il looping d'ingresso che va a chiudersi in questo momento, prima manovra del nostro programma acrobatico e anche l'unica delle manovre eseguita con tutti i 10 MV339 all'interno della stessa formazione. A breve ci sarà la prima ed unica separazione in cui la formazione si separerà in ben 3 sezioni, prima però virata a sinistra con il triangolo che assume la forma di un rombo, il ben conosciuto diamante delle frecce tricolori. A guidarlo come vertice anche per la stagione 2024 il nostro leader capo formazione, il maggiore Pierluigi Raspa, incastonato letteralmente al centro della formazione pony numero 6, il nostro primo fanalino, il pilota più esperto della nostra formazione, il maggiore Franco Paolo Marocco. In coda come codino del nostro rombo il nostro solista. Andiamo su dalla voce del maggiore Pierluigi Raspa, formazione che punta in questo momento verso il cielo per la prima spettacolare apertura. Sono 5 velivoli della prima sezione alla nostra sinistra, 4 quelli del rombetto, tutto alla nostra destra. Il solista invece alle spalle si allontana, si presenterà ben presto per dare avvio al suo programma acrobatico. Noi però puntiamo con le nostre fotocamere il centro della display line per non perderci il primo emozionante incrocio della manovra del carriere. Con le sezioni vanno su a bastone in fila indiana alla nostra destra, la linea davanti che esegue un loop. Fuori tutti, via dalla voce del maggiore Oscar Del Do. Lui da dietro li vede bene tutti e sa quando è il momento di aprire i bastoni. Poi il rombetto si lancia letteralmente all'inseguimento della prima sezione per il primo ricongiungimento di giornata. Si esegue un tonneau con una formazione di 9 aeroplani. Formazione che si avvita intorno al suo asse centrale, disegnando l'interno di una gigantesca botte. Tonneau è infatti un termine francese che traduciamo con l'italiano volo
rovescio con il suo fumo bianco, guadagna così il centro della display line, poi è tonno e ancora volo, rovescio, vuole così mostrarci la capacità di questo addestratore tutto italiano di sostenere questo particolare assetto di volo anche in maniera prolungata, poi cloche tutta avanti e va su con questo pull up negativo mentre cerca con lo sguardo la formazione attraverso il cupolino trasparente, formazione che troviamo tutta alla nostra sinistra. Allora la prossima manovra ce la facciamo raccontare dalla viva voce del nostro capo formazione. La rotazione dei gregari della linea davanti con il nostro tricolore in cielo, questo era il ventaglio, e poi Apollo 313, Apollo perché le due sezioni si separano come se fossero due moduli lunari, 313 perché 313esimo gruppo addestramento acrobatico è la denominazione, cercare di esprimere al meglio le competenze, le capacità e i valori di un'intera forza armata, l'aeronautica militare, formazione che si allontana in questo momento davanti a noi ancora una volta con Polisei e i suoi gregari ad inseguire il capo formazione per il prossimo. Potete contare insieme a lui sono circa 12 secondi che impiegherà per comprire 3 km della display line, tutti senza mai la sua rotazione in cielo, il loro cuore, una delle poche manovre a disegnare, una delle poche pattuglie a disegnare questa manovra dal basso verso l'alto, ce la godiamo con la voce del Conte. Partirò. Mentre sfumano le note cantate dal maestro Andrea Brocelli, prepariamoci al prossimo incrocio. Il cuore della pattuglia acrobatica nazionale sullo sfondo, poi le due sezioni si allontanano davanti ai nostri occhi per il prossimo ricongiungimento, è così che lasciano ancora una volta il palcoscenico al nostro solista in arrivo tutto da sinistra, sta per presentarci la manovra con il più alto fattore di carico del suo repertorio, torno al centro in questo momento a bordo del suo MB339 ogni cosa, lui compreso, pesa 7 volte di più, è letteralmente schiacciato sul seggiolino da questa forza, ma non curante di tutto questo, completa questo centro perfetto del suo, poi inverte e va su per questo pull up negativo di 3G, una differenza in valore assoluto di 10G. Si disegna così sul litorale di Jesolo questo gigantesco lasso da cowboy che sembra quasi voler attirare la nostra attenzione verso l'alto. Noi però non ci lasciamo distrarre, cerchiamo la formazione principale che troviamo più in basso, tutta sulla destra. Il capo formazione che sta per riguadagnare il centro della display line stavolta vorrà presentarci i suoi gregari più esterni, ovvero Pony numero 4 e Pony numero 5 rispettivamente, secondo gregario sinistro, secondo gregario destro. Il capitano Alessandro Somariva, Pony numero 4 e il capitano Simone Fanfalino, Pony numero 5, conducono la loro rotazione nello stesso momento per riposizionarsi in coda alla formazione, consentendole così di cambiare ancora una volta configurazione, poi via i fumi e si va su ancora una volta verso i 1500 metri per questo looping che nella sua fase rovescia sta per rivelarci la configurazione assunta dalla formazione. Eccolo disegnarsi in questo momento il calice delle frecce tricolori, perché no, un calice di tempo. Torna il nostro solista con il suo tonno lento, una manovra ad altissimi contenuti tecnici dove la difficoltà è proprio quella di coordinare i comandi di volo per mantenere sempre fluida la da sinistra
fumi bianchi innescati in questo momento inizia la caricata del tonneau destro in una configurazione però ancora non vista. Vedete una formazione particolarmente allungata con la distanza tra i gregari più estremi rispetto al leader che va ad aumentare, in questo modo aumenta considerevolmente anche la difficoltà di esecuzione della manovra stessa. Questo era il tonneau a cigno delle frecce tricolori. Questa manovra troviamo la potenza della virata negativa del nostro solista davanti ai nostri occhi. Esempio questa grande mezzaluna di fuori bianco, abbiamo potuto ammirare il suo casco bianco oltre il cupolino, mentre una forza di circa 3 volte e mezzo il suo peso lo tirava letteralmente via dal seggiolino. Poi si lancia all'insediamento, 5 velivoli tutti affiancati, poi una linea da 3, quindi uno si disegna questo grande triangolo inverso delle frecce tricolori che innesca in questo momento il tricolore della bandiera italiana e punta ancora una volta su verso il cielo. Alle loro spalle il solista che si tuffa in affondata, poi salirà verticalarmente quasi inseguendo i fumi della formazione principale per inserirsi da basso nella prossima apertura. Signore e signori, questa è l'apertura dell'Arizona. Una delle manovre storiche del nostro programma acrobatico è dedicata ad un luogo che era un luogo di incontro vero e proprio, un pub dei primi anni 30 dove i primi pionieri dell'acrobazia aerea, smessi i panni dei militari, potevano finalmente abbracciare parenti ed amici liberi appunto da ogni formalismo militare. Quindi l'abbraccio che viene disegnato in questo momento per chiudere la nostra Arizona è dedicato proprio a tutti voi. L'emozionante incrocio dell'Arizona, puntiamo lo sguardo dritto davanti a noi. Ancora una volta il solista basso sull'orizzonte sta per regalarci una delle manovre più emozionanti del suo repertorio. Fumo bianco, cloche alla pancia e si va su con i giri del motore che scendono sempre di più. Lui sente l'aria farsi sempre più pesante sul musetto del suo MB 339, alla fine inesorabilmente a vincere nella forza di gravità. Sospeso letteralmente a mezz'aria per un istante prima di lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi e così recuperare la piena efficienza delle superfici aerodinamiche e quindi il controllo del suo velivolo. Questa era la scampanata numero 10. E adesso è arrivato il momento di presentarvi la manovra più giovane di tutto il nostro programma acrobatico, introdotta soltanto nell'anno 2015. La cosa più bella è che il nome gliel'avete dato proprio voi al termine di un lungo sondaggio su internet che ci ha permesso di presentare la manovra con il suo nome ancora utilizzato alla manifestazione aerea del nostro 55esimo anniversario della base di Rivolto. Si rinnova sul cielo di Jesolo la grande emozione della scintilla tricolore. Segnalare la loro posizione ai gregari che si occupano invece di ricompattare la formazione nel più breve tempo possibile. Formazione che si ripresenterà a breve dalla nostra destra, solista in arrivo da sinistra. Stavolta vuole davvero toccare le corde del nostro orgoglio nazionale, perché l'MB 339 l'abbiamo fatto proprio noi italiani ed è uno dei pochi jet al mondo in grado di eseguire il Lobsova. In verticale, poi le rotazioni, quindi gli avvitamenti fino a lasciarsi ancora una volta cadere giù di nuovo in vite. Questo è il momento di presentarvi il nostro numero 10 alla sua prima stagione da solista. Allora facciamo arrivare fin lassù il nostro applauso al maggiore Federico De Cecco. Con il numero 2 il capitano Luca
Poli, numero 3 il capitano Leonardo Leo, ruotano intorno ai gregari esterni, poi ritornano a riacquisire la loro posizione del gioco con 4 e 5, a loro volta ruotano intorno a loro, poi via i fumi si va su, ancora una volta formazione a piramidone fino ai 4.000 piedi, sta per regalarci l'avventura più emozionante di tutto il programma acrobatico. Dalla destra il solista cavalca ancora una volta i fumi della formazione a tutta velocità, poi sarà ancora una volta coscia alla pancia per inserirsi dal basso nella spettacolare apertura della bomba. Meno 5, 4, 3, 2, 1, andiamo su. Questi sono gli ordini partiti dal maggiore Raspa ai suoi gregari che non se lo lasciano ripetere 2 volte, formazione che in questo momento ci sta letteralmente circondando. Allora è il momento di scegliere il vostro pilota preferito, seguitelo in questa affondata con inversione mentre puntano tutti verso il centro. Saranno 9 le direzioni diverse di provenienza, 3 i livelli verticali di separazione, non perdetevi l'incrocio mozzafiato della bomba. Dei blocchi alti di volo perché più in basso c'è da lasciare spazio al nostro solista, lo troviamo da destra con il suo fumo bianco, ci sta riportando indietro a scuola di volo eseguendo 2 manovre basiche per un tonneau a volte seguito da un looping. Lo fa però in configurazione d'atterraggio, vedete che ha il carrello estratto, e questa è una particolare configurazione in cui la finestra tra la velocità minima di sostentamento del velivolo e quella massima oltre la quale rischierebbe di danneggiare il carrello stesso si restringe a soli 100 km orari. Lui rispetta chiaramente questo parametro mentre esegue le 2 manovre. Ancora un altro modo che ha il maggiore Degeco per dimostrarci l'eccezionale manovrabilità di questo velivolo progettato, costruito e manutenuto interamente in Italia, un gioiello della nostra industria nazionale, un gioiello della nostra aeronautica militare, utilizzata anche al 61esimo stormo di Lecce Galatina per l'addestramento dei nostri piloti e di quelli delle altre forze armate, nonché di alcuni paesi partner, ed è anche manutenuto a Lecce dai colleghi del reparto manutenzione velivolo. Sono questi 2 esempi di sinergia della nostra forza armata, 2 esempi di come l'aeronautica militare sappia lavorare come un unico grande stormo al servizio del paese. Andiamo adesso a cercare la formazione, la troviamo dritta davanti a noi, leggermente sulla destra, con il capo formazione maggiore Raspa che stavolta vuole rispondere ad una delle domande più frequenti che riceviamo da appassionati e curiosi, ovvero quale sia la distanza minima in volo tra un MB 339 e l'altro. Li seguiamo mentre invertono e puntano nel centro della display line. La risposta arriverà tra breve. Si dice che un'immagine valga più di 1000 parole, allora godetevi questa Snyder con aerofreni e valutate voi la distanza. Per un volo condotto esclusivamente a vista, mentre più in là il nostro solista con il suo fumo bianco si è già lanciato in quella che è probabilmente la manovra più famosa di tutto il suo repertorio. Ha lasciato a bocca aperta anche americani e canadesi, il frutto e il risultato dell'esperienza passata da pilota a pilota in oltre 60 anni di storia. Signore e signori, il volo folle! Pubblico americano e canadese, la manovra che ci permette di stendere il tricolore più lungo del mondo in cielo. Allora, come da tradizione, noi ce la godiamo sulle note della Turandot di Puccini e con l'indimenticabile voce del maestro Luciano Pavarotti.
musica. In cielo i 5 chilometri del tricolore più lungo del mondo. E questa è la sottolineatura più bella che abbiamo saputo trovare per onorare la nostra missione, ovvero essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Così questa sessione di prove di oggi. Domani sarà l'emozione del Jesolo Air Show, l'esibizione da terra con l'obiettivo di assicurarne sempre spettacolarità e sicurezza. È arrivato il momento di presentarvi il comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori, il tenente colonnello Massimiliano Salvatore.